mi rendo conto che l'impatto sulle nostre coste è enorme, però deve essere un tema gestito a livello centrale ed europeo. Le prefetture del Veneto sono di nuovo in allerta sul fronte dei richiedenti asilo e nella Marca soggetti pubblici e privati, comuni compresi, vengono sollecitati a mettere a disposizione alloggi per far fronte al numero crescente di migranti destinati al territorio, dal momento che ex caserma Serena ed ex Zanusso sono ormai sature. Ma questa strada viene considerata impercorribile, in primis dalla Lega. Non è immaginabile che si scarichi sulle periferie questo dramma che poi abbiamo visto, insomma, ne abbiamo viste le conseguenze negli anni, non possiamo rivivere quegli incubi. No all'ammassamento in ex caserme ed ex basi militari, ma il decreto Salvini ha di fatto affossato anche la cosiddetta accoglienza diffusa. È indubbiamente una contraddizione, ma i nodi arrivano sempre al pettine. Se non si hanno delle politiche che riescono a frenare indiscriminati arrivi e non si riescono a disciplinare con i flussi le persone che servono anche al mondo del lavoro odierno, logicamente ci si trova in questa condizione. Poi si deve chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. Le contraddizioni su questi temi le vediamo continuamente, da quelli che sono stati i proclami per anni e poi in contesti di campagna elettorale rispetto alle politiche e all'attuazione, insomma, alla concretezza con cui questi problemi vanno affrontati, stanno emergendo in maniera lampante. Dopodiché i problemi ci sono e noi siamo responsabili nei confronti dei cittadini e quindi, ripeto, per questo nonostante tutto risponderemo presenti. Per forza la prefettura deve cercare questo aiuto, ma Vittorio Veneto ha sempre dato, anche forse un po' di più del possibile, ha sempre continuato a darlo e continua a darlo anche oggi. La buona volontà c'è sempre stata e continua ad esserci, però facciamo un pochettino le parti, no? Di contro, aziende e categorie economiche chiedono flussi controllati d'ingresso perché hanno un disperato bisogno di personale, necessità che l'assessore regionale di comparto Marcato condivide. Serve una visione razionale dell'immigrazione, per cui diciamo ai paesi di partenza: noi abbiamo bisogno di 50.000 carpentieri, abbiamo bisogno di 200.000 operai. Ecco, bene, e su questo dobbiamo lavorare.